Buongiorno a tutti, eccoci qui da live da Verona, dal Pala AGSM AIM di Verona. Questo bellissimo palazzetto dello sport presenta la nona giornata di andata del campionato nazionale di Serie 2 di calcio a 5, girone A, la sfida tra l'Olimpia Verona, primo in classifica, e la Fenice Venezia Mestre, fanalino di coda di questo girone A. Squadre in campo: Verona con il completo giallo-blu, tutto blu con una striscia gialla orizzontale, portiere tutto bianco, mentre la Fenice Venezia Mestre si presenta con un completo tutto rosso, i portieri arancio-nero-verdi. Saluto tra i due capitani. Andiamo ora a dare lettura delle due formazioni che si scontreranno tra pochissimi minuti. Partiamo dagli ospiti, cioè dalla formazione di Mister Landi, con Vento, Jagubian, Moscoso, Stefanon, Ceccon, Pace, Martinez, il capitano Caregnato, Allen Ruiz, Matteo Rigi, Baloira e Bui. Risponde la formazione di Mister Luca Castagna con Mazzoni, Tondi, Da Silva il capitano, il numero 5, Portinari, Orghe Alba, Perotto, Mascherona, Rocia, El Afi, Buonanno, Beluco e Donin. Ricordiamo anche i direttori di gara: sono Stefano Billo della sezione di Schio, Simone Tassinato della sezione di Padova e il cronometrista il signor Gianluca Moser della sezione di Trento. Buona partita a tutti e come sempre forza Fenice Venezia Mestre. Io vi ringrazio per essere qui in live, molto numerosi. Cercate di condividere il video in modo tale da far vedere la partita a più persone possibili. Squadre in campo, vediamo chi vince il sorteggio. Spero di offrirvi un buon audio e soprattutto un buon video. Ricordiamo che sono iniziate alle 15 le altre partite: Aosta Villorba, punteggio di 0-4. Sto leggendo il sito di tuttocampo.it. Domus Bresso 3, Pordenone 2, San Spagnano 1, Milano 4. Alle ore 16, oltre a questa partita, Città di Mestre e Sampdoria, Leonardo contro Lecco, Orange Asti contro LD Futsal, e alle 17 Alto Vicentino contro Sporting Alta Marca. Cominciano i padroni di casa a dare il calcio d'inizio. Sul pallone il numero 22 Donin. Ultimi dettagli da sistemare per la terna arbitrale: non c'è il cronometro, quindi purtroppo non riuscirò a dirvi sempre il minuto. Ricordiamo anche il risultato, ve lo dirò a voce perché non riusciamo ad aggiornare il tabellino. C'è un cronometro molto piccolo, non si vede dai vostri teleschermi. Cercherò di aggiornarvi io quando potrò. Buona partita a tutti, buona visione, inizia la partita, il Verona muove il pallone subito, di prima al taglio, anticipato da Moscoso, Martinez, Carignato, Baloira e Jagubian tra i pali. La formazione titolare di Mister Landi. Martinez riceve pallone, cerca subito l'1-2, Carignato, Baloira, ancora Carignato, viene anticipato, poi Gransi, Moscoso dà il pallone a Martinez centrale per Baloira, di prima per Carignato, all'indietro sale il pressing del Verona. Martinez va da Jagubian, lancio lungo senza fortune per Samuele Jagubian. Riparte il Verona da una rimessa laterale difensiva. Ricordiamo che alle 8:30 saremo in diretta ancora quando torneremo da questa trasferta. Seguiremo l'Under 17 che giocherà più tardi in casa contro il Calcio Padova, calcio a 5. Cercherò anche come sempre, di ricordarvi i risultati in diretta. Ricordo che sono già iniziate le 3 partite, come detto poco fa. Seguiamo intanto la manovra dei padroni di casa del Verona, della capolista Verona, testa coda oggi qui a Verona, prima contro ultima. Posizione di classifica che non ci sorride. Cruciale sarà la sfida di sabato prossimo in casa contro l'Alto Vicentino. Martinez intanto tenta un dribbling in fascia, viene chiuso dal numero 22 cruciale sarà la sfida. Tanto c'è una rimessa laterale per i nostri ragazzi.
volete lasciare qualche commento cercherò di salutarvi in diretta, se volete sostenere i nostri ragazzi. Vamos Fenice, Caterina e 3 cuori arancio nero verdi anche da parte di Ismat. Il tiro di Martinez, intanto la prima parata di piede, prima conclusione pericolosa la fa il nostro Melli Martinez. Mazzoni risponde presente con il piede, rimessa laterale per i nostri ragazzi. Tondi, mi corregge un dirigente del Verona, chiedo scusa, è Tondi il portiere, il numero 2, chiedo scusa al pubblico. Iniziamo bene la sfida con i nostri ragazzi che rimangono in attacco. Proprio Martinez, tocco e tiro per Baloira, altra rimessa laterale, 1 metro più avanti. Palazzetto enorme, struttura magnifica per il calcio a 5, ma non solo, qui ci gioca la pallavolo e anche il basket. Rimessa laterale ancora dall'altro lato, questa volta per i nostri ragazzi con Moscoso. Sbagliamo la rimessa, può ripartire il 22 loro, poi palla indietro al capitano e riparte Mascherona. Possesso palla veronese, difesa nostra statica sulla metà campo, Alba in buca ancora per Mascherona, giro palla, ricordiamo Ortega è squalificato, assente oggi tra la formazione locale. Qui c'è un contatto falloso con Moscoso che frana addosso a un avversario, calcio di punizione, il primo della partita. Sono passati 2 minuti e mezzo, attenzione al numero 22 che se ne va sulla sinistra, mette in mezzo Jagubian. Poi ripartiamo con Martinez, 2 contro 2, Martinez cerca di passare, viene fermato da Mascherona. Buona azione dei ragazzi, buona azione anche quella del Verona. Jagubian in presa, ha fatto ripartire velocemente i nostri ragazzi. Baloira, Martinez all'indietro per Moscoso, Moscoso sbaglia da ultimo, per fortuna il pallone torna indietro. Può ripartire la formazione locale. Con in possesso palla, con la nostra difesa sulla metà campo, risistemiamo le marcature, dice Gransi Moscoso. Attenzione al possesso palla ancora veronese. Fenice ferma sulla propria metà campo. Il livello della difesa e della pressione si alza adesso con Baloira, possesso palla ancora del Verona con Mascherona, all'indietro ancora il capitano del Verona, cambia lato, va da Alba, cerca l'imbucata, tiene per ora la nostra difesa ma tiene anche il possesso palla del Verona, eccola qui l'imbucata imprecisa per nostra fortuna, palla Jagubian, ce la dà Baloira, sale il pressing del Verona, Martinez, Carignato, difende palla, spara la porta in buca per Baloira che solo Baloira, il pallonetto quasi a cercare il secondo palo, grande azione dei ragazzi in uscita dal pressing, sfioriamo un'altra volta il gol, buona azione dei ragazzi di Mister Landi, ecco il cambio, fuori Baloira, dentro Samuele Ceccon, bella ripartenza dei nostri ragazzi, Baloira non è riuscito a servire correttamente Moscoso sul secondo palo, una specie di pallonetto un po' largo. Attenzione Ceccon che intercetta un buon pallone, Ceccon che sfortuna non è riuscito a controllarlo al meglio, poi riparte il Verona e Carignato spazza calciando fortissimo in tribuna. Abbiamo rischiato anche noi su questa mezza palla con Da Silva che si era infilato. Adesso il Verona che manovra la sfera con Alba, serie di finte su Carignato, tiene il nostro capitano. Attenzione Alba, prova a imbucare Carignato. Gli fa muro, rimessa laterale per i locali, la squadra capolista. Saluto tutti voi, vedo 70 spettatori presenti su YouTube, vi mando un abbraccio virtuale da qui da Verona. Attenzione, salta Martinez, il numero 22, poi il tiro è respinto da Jagubian, Donin
ha saltato Martinez, ha calciato col mancino, Jagubian ha parato, occasione anche per il Verona. Dobbiamo fare attenzione, pronto Allen Ruiz a entrare sul terreno di gioco, vediamo se uscirà, chi uscirà, molto probabilmente Carignato credo, che è lì vicino. Adesso è il nostro pressing che sale, ma il possesso palla del Verona continua. Si riempie, sta iniziando a riempirsi, a partita riempirsi tutti, no, non credo perché tiene 5.000 persone, comunque sta arrivando gente adesso, a partita anche iniziata, sembrano poche le persone, ma il palazzetto che è gigante, ripeto, tiene 5.000 persone, saranno 50 circa gli spettatori presenti, ci sono anche da questo lato, sotto la mia postazione. Jagubian riparte con i piedi, serve Martinez, il pallone è fuori, è uscito. Se ne sono andati i primi 5 minuti di gioco, 0-0 punteggio, falli fatti dalla Fenice, 1 se non vado errato, 0 dal Verona. Imbucata questa volta non precisa da parte del Verona, ripartiamo ancora noi con Jagubian che serve Carignato ma sale il pressing, Alemão adesso in campo, attenzione, il Verona recupera palla. Ancora il Verona in avanti, sempre con il numero 22 che è andato prima alla conclusione, parata, attenzione il tiro, arriva il gol di Alba, ci siamo fatti sorprendere da lontano, il Verona in vantaggio, 1-0 esattamente proprio al sesto minuto, con un tiro da lontano, ci siamo fatti sorprendere, non abbiamo difeso bene. Gol dell'ex giocatore della Canottieri Belluno, abbiamo già affrontato tanti anni fa in Serie B, ha giocato anche al Petrarca Padova. Ripartiamo, siamo andati anche noi vicino al gol, non siamo senza fortuna però. Poi un'altra azione pericolosa del Verona e adesso il gol dell'1-0. Forza ragazzi, ancora lunga. Martinez, siamo già in avanti, vai Martinez. Il sinistro è debole perché è deviato proprio da Alba che oltre a segnare è andato anche a difendere una conclusione pericolosa. Alemão adesso scarica verso il compagno, possesso palla veronese ancora. Ancora i giallo-blu che manovrano la palla, intanto è entrato Ruiz al posto di Carignato come vi anticipavo pochi minuti fa. 13:22 da giocare. Alemão. Attenzione ancora Alba contro Moscoso, ottimo intervento di Moscoso che vince anche rimpallo e si guadagna una rimessa dal fondo, pronto a batterla il nostro portierone Samuele Jagubian, in piedi Origi anche, sta trovando sempre più minutaggi, prima squadra, non si intende qui c'è con Ruiz, il punteggio è di 1-0 per i locali. Lo scriviamo anche sui commenti così chi entra più tardi in chat, in live lo vede. Purtroppo non riusciamo ad aggiornare il tabellone in alto a destra dei vostri teleschermi. Ancora possesso palla del Verona, c'è con Origi lotta sul pallone, il pallone però ce l'ha ancora il numero 14, ancora possesso palla locale, cade un giocatore a terra, si prosegue, non c'è neanche il vantaggio, era Bellucco se non sbaglio. Dopo un lungo possesso palla veronese c'è la rimessa per i nostri ragazzi, la batte proprio Matteo Origi, scambia lato, si va da Moscoso, Cecon perde palla, attenzione ancora il Verona in avanti, pericolo, Jagubian in due tempi para la conclusione di Roccia e rilancia già Cecon, ancora Cecon prova a infilarsi in mezzo a due, non c'è fallo, rimane a terra però il nostro numero 7, pallone uscito, Cecon rimane a terra, caduto sul contrasto. Regolare il contrasto. Il nostro dirigente Satta pronto a entrare in campo con la borsa medica, ma non c'è bisogno, Cecon si rialza, quindi può rimanere in campo.
dice che ha preso una botta cadendo sul ginocchio. E adesso Allen Ruiz batterà la rimessa laterale restituendola al Verona. Gesto di fair play, loro l'hanno buttata fuori e noi gliela restituiamo. Si prosegue, possesso palla ancora del Verona con la nostra difesa lì sempre a metà campo. Attenzione a un'imbucata, riusciamo a tenere per ora Lemao, costretto adesso a scendere però il Verona nella sua metà campo, e c'è un lancio lungo impreciso, Ceccon lo controlla bene, la rimessa laterale ancora per i nostri ragazzi. Quando ci avviciniamo già alla prima metà del primo tempo, mancano 11:51 da giocare. Yagubian, rinvio lungo, Ruiz cerca di metterla giù, se la fa contro Lemao, grande aggancio di Allen Ruiz, poi appoggia per Moscoso, Moscoso perde il rimpallo, riparte il Verona 1 contro 3, Moscoso ruba palla, ancora Moscoso, si ferma, va da Ruiz, serie di finte, Alemao lo anticipa e riparte il Verona, ancora Alemao, serie di finte anche di Alemao, Ceccon lo chiude. Bella azione, peccato non siamo riusciti a andare più avanti. Ruiz, attenzione, 1 contro 1, vai Allen, Ruiz, 1 contro 1, Ruiz, la parata, non ci credo, abbiamo buttato via un'occasione incredibile, aveva riconquistato palla Allen Ruiz. Tondi fa da muro e salva il Verona. Incredibile occasione sciupata. Ancora Ruiz che intercetta un altro pallone, questa volta il rimpallo lo sfavorisce. Sale adesso il pressing del Verona, della Fenice, scusate, con Origi che anticipa il numero 14 Belluco Freitas. Riparte il possesso palla di mister Castagna. In avanti adesso Alemao, prova a passare in mezzo a due, non ce la fa, Origi spazza via la sfera. Rimessa laterale, dentro Stefanon, fuori Ceccon. Quindi Baloira, Origi, Ceccon, Ruiz e Yagubian adesso in campo per mister Landi. La rimessa del Verona, 1-2 tra chi ha battuto e chi ha ricevuto la sfera. Ancora Verona in avanti adesso con il capitano Da Silva. Ancora Da Silva che riceve palla, viene fermato, c'è un rimpallo, Origi, possiamo ripartire, Origi aveva imbucato per Allen. Non siamo riusciti ad andare in profondità, siamo 1-0, partita equilibratissima, abbiamo avuto un'occasione grande come una casa con Ruiz, ma Tondi ha fatto muro. Baloira, lancio lungo, intercettato, ancora Da Silva vince anche un rimpallo, il pallone resta in campo, Stefanon ci pensa, mette il fallo laterale, battuto subito Alemao alto, dobbiamo essere più attenti, hanno battuto velocemente la rimessa laterale. Yagubian, sale la pressione del Verona, quindi lancio lungo del nostro portiere, Ruiz la mette giù, grande aggancio, Ruiz va via, Ruiz il sinistro, si conquista un grande calcio d'angolo, gran giocata di Allen Ruiz, bel lancio di Yagubian. 1-0 per il Verona quando siamo giunti alla metà esatta del primo tempo, 10 minuti da giocare. Calcio d'angolo per i nostri ragazzi, ci va Stefanon alla battuta, fuori c'è Ruiz per il tiro da fuori, in area Baloira e Origi, movimento lì in area, il pallone è fuori per Ruiz che si coordina bene ma cicca il pallone, quindi la rimessa è per Tondi adesso e riparte il Verona. Forza ragazzi, 10 minuti da giocare in questo primo tempo, siamo sotto 1-0, abbiamo avuto un'occasione chiara per il pari, non siamo riusciti a sfruttarla al meglio purtroppo. Attenzione a Donin, torna indietro, ancora serie di palleggi tra le maglie giallo-blu, con Donin ancora, si accentra Donin, prova al sinistro, facciamo un muro e anche ci guadagniamo la rimessa laterale, l'ultimo tocco è di chi ha calciato. Ripartiamo con Origi. Conta il direttore di gara, Origi col sinistro, cerca Ruiz che viene anticipato, pallone resta in campo, Stefanon, pallone adesso per il Verona che va in avanti, Yagubian, gran parata sul numero 14, Belluco. Poi il pallone che arriva addirittura dall'altra parte del campo. Altra bella azione del Verona, che adesso manovra ancora palla con Roccia. Ancora Roccia, va da Donin.
Mascherona adesso gira palla, Donin l'imbucata, attenzione ancora il Verona in avanti con Mascherona che torna indietro da Donin, pallone dall'altro lato, a sinistra c'è Stefanon che cerca di contenere come può il laterale veronese, ancora Donin, poi Roccia torna indietro, pallone adesso sulla destra per Belluco, Mascherona 1 contro 1 con Origi, Valoira è bravo a contenere Donin, la rimessa laterale però è per i locali. Possesso palla del Verona nella nostra metà campo, errato questa volta il passaggio di Alba, marcatore del match che ha sbloccato la gara con un destro da fuori. Valoira va da Martinez, 1 contro 1, Martinez va via in velocità, il destro di Martinez, calcio d'angolo, anzi no, rimessa dal fondo, peccato, ha toccato lui per ultimo, non abbiamo seguito bene l'azione di Martinez, però non c'era nessuno al centro, lui era molto defilato, potevamo accompagnare meglio l'azione nel caso il pallone fosse arrivato in aria. Ottimo anticipo di Origi, però il pallone ce l'hanno ancora loro, manovrano la sfera ancora adesso con una grande qualità di palleggio. La formazione di mister Castagna. Attenzione, qui potevamo rubare il pallone, poi lancio lungo Origi, intercetta tutto, ripartiamo con Valoira, Valoira va da Stefanon, sovrapposizione di Martinez, Stefanon carica il destro, deviazione, corner. Oh no, forse l'ha toccata Origi addirittura, quindi non c'è corner. Si riparte addirittura da Tondi. Vicini ancora una volta all'1-1. Buona reazione della squadra di mister Landi. Riparte il possesso palla della capolista Verona. Sta disputando veramente un ottimo campionato. Complimenti a loro e a mister Castagna. Noi invece siamo proprio purtroppo dalla parte opposta della classifica. Speriamo di invertire molto presto la rotta, di far meglio di quanto sia stato fatto finora. Torniamo in cronaca adesso con Alba. Alba finta, poi vuole autoimbucarsi centralmente, poi scarica il pallone al numero 22, molto bravo col mancino contro Carignato. Adesso Donin ancora, serie di finte, torna indietro da Mascherona, ancora Alba, Donin sale la linea della Fenice, ancora Donin, chiamare il movimento dei suoi, anticipo di Valoira, Carignato, abbiamo riconquistato il pallone, Carignato va indietro da Jagubian, Martinez, forse abbiamo sbagliato a passare il pallone nel portiere perché c'è infatti l'anticipo, dobbiamo fare più attenzione, qui stavamo facendo rubare una palla velenosissima, esce Mascherona, rientra il capitano da Silva. Mancano 6 minuti alla fine del primo tempo, 1-0 per il Verona, 1-0 è anche il conteggio dei falli. Nessun time out è chiamato finora da nessuno dei due tecnici, né da mister Landi né da mister Castagna. Occhio al Verona che pressa, Jagubian basso per Carignato, Carignato scarica su Martinez, Martinez va da Carignato, Carignato al centro, non trova nessuno dei compagni, prova a ripartire il Verona adesso col pallone troppo lungo, per fortuna l'imbucata di Alba è lunga e non ci arriva dunque il numero 22 Donin. Attenzione, sbagliamo una rimessa laterale che non dovevamo sbagliare, riconsegniamo la palla al Verona, attenzione Alba, da lì abbiamo preso gol, attenzione Alba che si accentra, Alba porta palla, serie di finte, si porta a spasso addirittura 2 giocatori nostri, sale il nostro pressing con Dondi ancora che prova ad andare sulla destra, Dondi rientra sul mancino, torna indietro da Silva, da Silva ancora, e Moscoso intercetta un buon pallone, 2 contro 2, dai ragazzi, Moscoso sta arrivando anche al terzo, Valoira, eccolo qui per Martinez, ottimo recupero in scivolata, ha fatto un miracolo un giocatore del Verona, non ho visto chi è stato, però riparte il Verona adesso con Dondi,
Dondi, eccolo qui. Ottimo contropiede dei ragazzi, intercettato adesso dal numero 6 Portinari in scivolata, ha fatto un miracolo difensivo, poi Alba riceve, attenzione, 1 contro 1 con Carignato, appoggia indietro, il sinistro è alto. Stavamo andando praticamente in porta, non ci siamo riusciti con Moscoso, adesso Ceccon sbaglia lo stop, regaliamo una rimessa laterale pericolosa al Verona che l'hanno già battuta, ancora Donin, Enrico, 1 contro 1 con Martinez, Donin al centro, Jagubian salva tutto, Carignato prova a ripartire, ripartiamo, c'è anche Martinez a sinistra, ancora il nostro capitano, va al tiro, la parata di Tondi, e riparte il Verona, un 3 contro 2, aiuto, attenzione, Carignato in scivolata Carignato, altra occasione per noi, incredibile, in contropiede, non riusciamo a segnare, merito di Tondi che ha fatto 2 parate eccezionali. Meriterebbe qualcosa in più questo punteggio anche il Verona comunque ha rischiato più volte di fare il secondo gol. Alemão, Da Silva ancora, Alemão porta palla per vie centrali, scarica su Donin va dal numero 6 Portinari. In piedi due uomini per mister Castagna, vediamo nei prossimi minuti, i prossimi cambi. Alemão intanto va via, Ceccon, Alemão la mette al centro, Ceccon fa in tempo a ritornare, il tempo di mettere il pallone in auto, fischia il direttore di gara, non so cosa sia successo, c'è un cambio ma non ho capito perché abbia fermato il gioco, onestamente, dice fischio io, chiederemo poi informazioni, non l'ho capito sinceramente questo fischio da qui. Ancora il Verona in avanti dopo aver battuto il calcio d'angolo. Da Silva, Alemão in buca, un rimpallo, favorisce il numero 13 solo contro Jagubian impedisce il gol a buon anno, incredibile, noi facciamo una fatica con un rimpallo, è andato in avanti, Martinez subisce il fallo, giallo, anche il giallo, arriva il primo cartellino giallo del match, non ho visto chi è stato, da qui siamo un po' lontani, il numero 11 Roccia, William viene ammonito, secondo fallo del match, si era involato sulla destra Martinez, scontro con il corpo, calcio di punizione per noi, 1-1 i falli. Martinez si va da Moscoso 1 contro 1, ritorna da Martinez dove è stata battuta la punizione, ancora Francisco Martinez va da Moscoso Carignato, c'è Ceccon lì a fare il pivot, Moscoso si gira, cerca Ceccon, grande azione, Ceccon perde il pallone, ce l'ha ancora, poi Carignato di prima per Moscoso, 1 contro 1 con Alemão, vai Gransi, 1 contro 1, Gransi sposta il pallone 2 volte, riparte il Verona con Martinez che si mette davanti, ottimo recupero del paraguaiano, che riconquista palla adesso, si va da Carignato, si invola da solo il nostro capitano, riconquista una rimessa laterale, un abbraccio poi con il numero 13 Buonanno che appena entrato ha avuto subito l'occasione di fare il 2-0, è stato bravissimo il nostro Jagubian. 2:39 alla fine del primo tempo, 1-0 per l'Olimpia Verona, il gol di Jorge Alba. Il tocco per Carignato, altra rimessa da dove praticamente è stata battuta un istante fa. Martinez, Moscoso, Ceccon, Jagubian e Carignato in campo per noi. Si cambia lato, si va da Ceccon che va col destro, palo esterno. Siamo anche sfortunati. Palo esterno di Ceccon. E adesso dentro Ruiz, fuori Carignato. A 2:35 dalla fine del primo tempo. Time out chiesto da Mister Castagna. Time out. Allora io ne approfitto del time out per ridire i risultati. Le partite iniziate alle 15, Aosta 1, Futsal Villorba 6, Domus Bresso 4, Pordenone 3, Sainz Pagnano 2, Milano 4, Città di Mestre 1, partite iniziate alle 16, Città di Mestre 1, Samp 2, Leonardo Lecco 0-0, Olimpia 1, Fenice 0, lo state guardando, Asti 1, LD 1, alle 17 Alto Vicentino contro Sporting Altamarca.
È terminata ufficialmente la prima gara, Osta 1, Futsal Villorba 6, mi riferisco ai siti di tutocampo.it. Ricomincia la gara dopo il time out a 2:29 dalla fine con il palo di Ceccon che ha salvato questa volta il portiere Tondi, dove non ci è arrivato lui con 2 parate decisive, è il palo che ci impedisce di segnare. Stesso palla del Verona adesso con Da Silva va ancora dal numero 13 Buonanno che subisce il fallo di Martinez. Bisogna fare attenzione perché anche prima hanno battuto velocemente una rimessa laterale, siamo fatti sorprendere. Attenzione alle Mau in area, sul palo in protezione c'è Gransi Moscoso, fuori c'è il numero 5 Da Silva, vediamo se va in porta o cerca un compagno. Il movimento del Verona va in porta e trova la barriera formata dal solo Martinez. Alle Mau, possesso palla, sale Ceccon, riparte Buonanno, adesso ancora Da Silva, Buonanno, Alemao giusto sulla riga, poco prima che il pallone esca, 1:50 alla fine del primo tempo. Buonanno all'indietro da Silva, l'imbucata per Alemao col sinistro, chiuso da Moscoso. Jagubian blocca la sfera e lancia lungo, forse troppo lungo, arriva dall'altra parte Tondi con le mani che ha già rimesso il pallone in campo. Riparte il Verona, Da Silva, Alemao, ancora Da Silva. Sbagliano loro questa volta il possesso palla. Anzi no, c'è stato un nostro intercetto. Ancora il capitano Da Silva, Buonanno adesso lì sulla sinistra. 1:16 da giocare. Verona che sforza di imbucare. Qui Ruiz è molto bravo, si guadagna una rimessa laterale. Forza ragazzi. Siamo andati vicinissimi al gol dell'1-1, ma anche il Verona ha sfiorato il raddoppio in più occasioni. Partita equilibrata, molto equilibrata. Ceccon, lancio lungo, forse... No, attenzione, sbagliamo l'anticipo però ed arriva il 2-0, incredibile. Abbiamo sbagliato l'anticipo, arriva il 2-0 del Verona con il numero 14 Leleco. 2-0 del Verona a 58 secondi dalla fine del primo tempo. Abbiamo sbagliato, eravamo in 2, abbiamo sbagliato l'anticipo. 2-0 del Verona. Peccato, abbiamo fatto un errore grave, molto grave, ci è costato il gol del 2-0, peccato che avevo appena detto che la partita era equilibrata, adesso è durissima, molto dura. Ceccon intanto, Ceccon, deviazione, calcio d'angolo, cerchiamo di sfruttarlo. Ci va Martinez dal corner, pallone in corner, dunque fuori ci sono Ceccon e Ruiz. Ceccon ha preso un palo poco prima del 2-0, una finta, ancora corner, Martinez sbaglia il passaggio, però il pallone arriva a Ruiz col sinistro di prima, palla fuori. 39 secondi alla fine del primo tempo, 2-0 per il Verona. Secondi, cerchiamo di difendere ragazzi, si autolancia Leleco, Jagubian, Ceccon, ripartiamo, proviamo a ripartire, forza ragazzi, Ceccon viene steso, non c'è fallo, attenzione, pericolo, Jagubian ci salva dal 3-0, ma il fallo sembrava evidentissimo, il fallo su Ceccon sembrava evidentissimo. Non è stato così per i direttori di gara, abbiamo rischiato di prendere il 3-0, angolo a 13 secondi dalla fine. Pallone messo fuori, Alba, vediamo se va alla conclusione, 10 secondi, Alba si prepara sul destro, Moscoso, Martinez, regaliamo ancora palla al Verona, non così, attenzione ancora Leleco, sul secondo palo, Ceccon finisce qui il primo tempo. Ci prendiamo una pausa, grazie a tutti per averci seguito.
A tra pochissimo.
Di nuovo ben ritrovati qui da Verona per l'inizio del secondo tempo. Verona 2, Fenice 0. Eccoci qua, ben ritrovati a tutti voi spettatori virtuali da YouTube. Sempre grazie per seguirci. Intanto il taglio di Carignato per Martinez è troppo lungo. Si riprende il secondo tempo con il risultato di Verona 2, Fenice 0, una partita equilibratissima nel primo tempo, abbiamo avuto tante occasioni, il Verona ha sfruttato soprattutto sul secondo gol un nostro regalo difensivo, un anticipo errato purtroppo. Riparte il possesso palla veronese con Alemão di testa che va a correggere ma subisce un fallo, calcio di punizione, spinta di Moscoso su Alemão. Quindi calcio di punizione affidato a Alba, è lui che ha sbloccato il match qualche metro indietro rispetto al dischetto del tiro libero. Sono finite le partite delle 15 con Aosta 1, Villorba 6, 4-4 tra Domus Bresso e Pordenone, 3-4 Saint Spagnano Milano. Poi ricordiamo gli altri risultati. Parte Alba, vediamo se uno schema andrà in porta. Il tiro in porta, Jagubiano in 2 tempi, fa su alla sfera. Baloira, sale il pressing del Verona, anticipato Moscoso che poi rianticipa e si riconquista la sfera. Ripartiamo con Francisco Martinez in buca, la finta di Baloira, Moscoso rimane indietro, non riesce ad arrivare su questo pallone. Buona la giocata dei ragazzi di Mister Landi. Guardiamo le partite live ricordando che alle 17 inizia Alto Vicentino contro Sporting Aldamarca, Città di Mestre 1, Samp 5, Leonardo 1, Lecco 0, Verona Fenice 2-0, Asti LD 1-1, mi riferisco dal sito di tuttocampo.it. Attenzione Martinez, deviazione di un difensore. Non riusciamo neanche questa volta a segnare, siamo andati vicinissimi con Martinez che ha fintato su un avversario, col sinistro ha colpito la sfera, ma prima che arrivasse in porta è arrivata la deviazione di un difensore giallo-blu e quindi riparte la rimessa Fenice con Carignato, destro larghissimo, riparte Tondi dunque, protagonista di numerose parate nel corso del primo tempo, 2 parate decisive, ancora quando eravamo 1-0 abbiamo rischiato più volte, c'è stato anche un palo di Ceccon che poi ha avuto uno svarione difensivo e ha regalato il 2-0 al Verona in un momento cruciale, cioè un minuto dalla fine del primo tempo abbiamo subito il 2-0 e abbiamo rischiato anche di subire il terzo poi, ma Jagubiano è stato bravissimo a impedire il terzo gol del Verona, che adesso manovra palla con Alba, attenzione, aveva dall'Eleco, ancora l'Eleco, sbaglia tutto, Baloira, Martinez, 1 contro 1, calcia Martinez, trova l'esterno della rete, riparte dunque Tondi, affida palla al numero 22 Donin, l'Eleco, ancora Donin, torna indietro, rischia qui il Verona, però ricomincia Alemão. Poi Baloira, attenzione, il pallone gli sfugge, si guadagna un calcio d'angolo. Già battuto Alemão, cerca una rovesciata volante. La rimessa laterale per noi, l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore brasiliano. Lo conosco molto bene, il mio grande amico Alemão, Luis Gustavo, ha giocato 6 mesi quando c'era ancora il Venezia Calcio a 5, l'ho conosciuto lì nel palazzetto di Dolo, poi ha giocato da tante altre parti, mi viene in mente il Rieti, prima di Venezia aveva giocato anche a Belluno se non vado errato. Ripartiamo con il possesso palla noi adesso dopo aver conquistato un pallone. Carignato porta il pallone indietro, poi va da Baloira, Martinez, pallone indietro da Baloira, scatta in avanti Martinez, Carignato non ha compagni liberi, si conquista una rimessa laterale.
dobbiamo essere più veloci a sbarazzarci del pallone perché cresce il pressing del Verona e noi rischiamo di perderlo. Ancora pressing veronese, possesso palla Fenice però con Martinez, Moscoso, grande finta di corpo, cambia lato, si va da Baloira, in scivolata all'Elecco, bravissimo il capitano del Verona, grande azione di Moscoso che ha fintato, si è fatto passare il pallone dietro il corpo. Buona azione dei ragazzi. Ricordiamo che il tabellino del vostro teleschermo non riusciamo ad aggiornarlo. Poi riparte il Verona dopo aver sbagliato una rimessa laterale. Impressione Baloira, ancora il pallone difeso dal Verona che lo allontana. Grande uscita del pressing della formazione locale. L'Elecco appoggia per Donin, uno sguardo in avanti, ancora Donin vada al cambia lato, ancora l'Elecco, si va da Alemao che protegge palla e si guadagna una rimessa laterale. Alba riceve palla dalla parte opposta del campo, ha segnato l'1-0, passa con un rimpallo, ancora Alba, poi Carignato in scivolata si fa guadagnare una rimessa laterale ai giallo-blu. Stiamo attenti, tanto ancora cambi per mister Castagna, da noi in piedi Origi. Ha giocato anche nel primo tempo, sono entrati, se non vado errato, non tutti i nostri effettivi, a parte Vento ovviamente che è il portiere di riserva, anche Bui e non è entrato Bui e neanche Pace. Origi e Stefanoni in piedi, eccolo qui il cambio, fuori Baloira, dentro Origi. Carignato rimane in piedi, però la rimessa è per la Fenice. Eccolo qui Origi va da Moscoso va da Martinez, si muove Moscoso, lascia lo spazio a Martinez che imbuca per Carignato, si guadagna però il Verona una rimessa laterale, era nostra la rimessa laterale, era nostra, infatti sbaglia il direttore di gara, la rimessa laterale. Ha sbagliato il direttore di gara, si è corretto. Fuori è uscito Carignato, è entrato Ruiz. Martinez a battere la rimessa laterale, era abbastanza ovvia la deviazione. Fuori il tiro per Ruiz e la parata ancora con il piede di Tondi. Ha optato per il tiro basso il nostro Alen Ruiz, capitano della nazionale slovena Under 19. Martinez di esterno per Ruiz di nuovo da Martinez. Non riusciamo a trovare un rimpallo favorevole, rimessa laterale per i ragazzi di casa. Che manovrano il pallone adesso. Con Origi pronto a disturbare il possesso palla veronese. Cerchiamo di salire della linea di pressing di qualche metro, ma il Verona ancora comanda il pallino del gioco. In questo possesso palla molto veloce, molto preciso anche. Qui Origi riesce a fermare il pallone, poi Moscoso va indietro da Jagubian va con il lancio lungo verso Ruiz che la mette giù di petto, subisce un colpo regolare, perde il pallone, la rimessa laterale è per la capolista Verona. Attenzione, adesso riconquistiamo palla noi con Origi poteva darla a Ruiz, Origi fuori di poco, c'era Ruiz tutto solo, non so se non l'abbia visto, abbia provato l'azione personale, non abbiamo sfruttato un'altra occasione, di occasioni ne abbiamo ragazzi, le occasioni ce le abbiamo, non riusciamo a sfruttarle, davvero peccato, siamo riusciti a intercettare un passaggio sbagliato del Verona, qui commettiamo fallo con Origi. Al secondo fallo
in questo secondo tempo, dentro Stefanon, fuori Moscoso, quindi Jagubian, Stefanon, Origi, Ruiz e Martinez in campo adesso per Mister Landi. Bellucco è lui che ha fatto il 2-0 allo scadere del primo tempo. Cerchiamo adesso di salire con il pressing. Vediamo se riusciamo a intercettare un altro pallone indietro a Tondi adesso. Ci abbassiamo però. Ancora Verona in avanti con Bellucco. Va indietro da... Attenzione Bellucco, numero su Martinez, Bellucco, Jagubian con il petto, impedisce il 3-0, proviamo a ripartire con Martinez che però perde l'attimo e si ferma, va da Ruiz, Stefanon, Carignato in piedi davanti a Landi, pronto a entrare di nuovo in campo il nostro capitano, il numero 13 per lui, attenzione Origi, gran numero di Origi che passa su un avversario, Origi salta anche il secondo, cade a terra, subisce il fallo, gran giocata di Matteo Origi. L'arbitro dice non è stato il secondo contatto, è stato il primo, quindi era stata concesso una specie di vantaggio, anzi senza specie, è stato concesso il vantaggio. Dentro Bui, primo minutaggio in questo secondo tempo, in questa gara non ha giocato il primo tempo, Barnaba Bui, maglia numero 18 per lui, in piedi anche Stefanon. Calcio di punizione, 2-1 i falli, dunque 2-0 però il punteggio, che è quello che conta. Parte Martinez, vediamo se c'è uno schema. Va Martinez in porta. Non siamo riusciti a muoverci in area, Martinez ha calciato in porta, si guadagna comunque un buon calcio d'angolo, lo batte sempre il paraguaiano Martinez, pallone all'indietro, il sinistro di Bui è deviato, ci guadagniamo una rimessa laterale, molto bene ragazzi, dai, cerchiamo di costruirci un'altra azione pericolosa, ne abbiamo avute tante e non sappiamo sfruttarle. Bui. Ruiz, Martinez, si sposta il pallone sul destro, va da Allen Ruiz che prova il sinistro da lontano, gran bomba di Ruiz, pallone fuori, nessun problema per Tondi. 7 minuti sono passati, 13 da giocare in questo secondo tempo, 2-0 per la capolista Verona. Imbucata del Verona che va in avanti adesso con Roccia perde palla però Alba la riconquista e va all'indietro da Mascherona che salta Ruiz e poi è bravo Origi a chiuderlo. Stesso palla veronese ancora. Sale il nostro pressing. Stefanon, bravo, va a disturbare il numero 14 Bellucco. Riparte Alba. L'imbucata di Alba per l'Elecco che di prima mette un po' in difficoltà i suoi compagni con Origi pronto a salire ma Mascherona li nasconde il pallone e Origi commette fallo, calcio di punizione al terzo fallo fatto dalla Fenice. Ottavo minuto in corso, ne mancano 12, pronto a rientrare in campo anche Alemão Luis Gustavo. Ha già battuto il Verona la punizione, seguiamo la grande finta ancora e qui il fallo di Origi che va a prendersi il giallo. 4 falli, 3 li ha fatti proprio Origi. Dobbiamo fare attenzione adesso al numero di falli perché ne mancano 12 di minuti. Giallo per Matteo Origi. Calcio di punizione per il Verona allora.
Leleco, il numero 5, capitano. Vediamo se c'è uno schema. L'imbucata per Alemao e ci salviamo e proviamo a ripartire con Ruiz. Vai Allen, Ruiz sulla destra, va in porta Ruiz, viene fermata da Alba, fallo laterale. Pallone in tribuna. Adesso è Bui che va alla battuta con Ruiz, Stefanone e Ceccon in campo. Vediamo la scelta di Barnaba. Va da Ceccon, larghissimo il suo destro. Ceccon ha anche colpito un palo nel primo tempo. Fuori Ruiz, dentro Caregnato. 11:49 da giocare. Verona in vantaggio per 2-0. Tutte e due le reti sono state segnate nel corso del primo tempo. Alemao, pressione della Fenice, Caregnato scivola da solo, riparte con l'uomo in più, quindi il Verona ritorna Caregnato, attenzione Leleco, serie di finte, salta due avversari, Leleco il sinistro è largo. Sono caduti in due su una finta. Jagubian recupera il pallone. Ceccon, Bui, adesso è il Verona che pressa, Stefanon Bui. Caregnato, in mezzo a due, non si intende con Ceccon, regaliamo l'ennesima rimessa laterale al Verona, Alemao all'indietro per Leleco va indietro dai suoi compagni, adesso è Alba che manovra palla, serie di finte su Bui, attenzione ai falli ragazzi, non esageriamo, attenzione, grande azione però arriva quasi il 3-0. Grande 1-2 di Alba che va vicino alla doppietta. Adesso dentro in campo Buonanno di nuovo. Lancio lungo di Jagubian, esce Tondi su Caregnato, poi c'è un pallonetto. Jagubian fa presa facile, va in presa facile, serve Ceccon, attenzione Ceccon, fallo. Quindi fallo anche del Verona. Noi siamo a 4 se non vado errato. Non riesco a vedere qui benissimo il tabellone. Comunque siamo 2-0 per il Verona, mancano 10 minuti, attenzione, sbagliamo, un altro pallone, Leleco, attenzione, la mette in mezzo, non arriva nessuno, rimessa dal fondo per Jagubian, 10:34 da giocare, 2-0 per il Verona. Jagubian, Caregnato mette giù la sfera, si fa anticipare, ancora Caregnato però si ritrova il pallone tra i piedi, lo fida Stefanon che calcia, impegna Tondi in una parata, poi viene spazzato il pallone, poi Baloira 2 volte, il pallone resta lì, esce, rimessa laterale per noi, siamo andati al tiro da lontano. Ancora Ceccon va da Caregnato contro Alemao, torna indietro da Baloira va da Stefanon, non riusciamo a salire, riparte il Verona che torna indietro però Leleco ancora, attenzione Alemao, si allargano ora, Leleco va contro Stefanon che fa una gran cosa, riconquista il pallone, poi rimane lì Alemao, rimpallo Alemao, Jagubian ha fatto una parata sensazionale, gran parata di Samuele Jagubian che impedisce il 3-0, Alemao è andato in porta a calciare, c'era Buonanno tutto solo che gli ha fatto notare, poi con le braccia ero qui da solo. Gran parata di Samuele Jagubian, si rimane sul 2-0 quando mancano 9 minuti e 52 secondi alla fine della gara. Parte Buonanno dalla bandierina, la mette all'indietro. Poi c'è il tentativo murato dal numero 22 Donin che è andato questa volta con il destro. Caregnato e Moscoso fanno muro. Rimessa laterale per il Verona. Pallone posizionato dove dice il direttore di gara, Buonanno, la finta, ancora il tiro sul primo palo, fuori, ripartiamo, Samuele stava rinviando, gli è scivolato il pallone, quasi scivolato, non è riuscito a lanciare lungo, Caregnato, colpo di tacco, non rischiamo ragazzi,
Moscoso, il pallone fuori, non rischiamo. Jagubian l'aveva già rinviata, non poteva riprenderla. Il numero 13 Buonanno dunque dal fallo laterale all'indietro. Leleko cambia campo, si va dal numero 22 che riaffida il pallone a Buonanno, ancora Leleko e Donin scambia il pallone con Alemao, ancora Leleko, l'imbucata per Alemao, ancora Jagubian, si prosegue, si può proseguire, Moscoso, portiamo palla, abbiamo l'uomo in più, no, non riusciamo a sfruttare la superiorità numerica con Alemao che era rimasto indietro. Moscoso, Valoira, Moscoso da Carignato che di prima va da Ceccon, 1 contro 2, Ceccon vince un rimpallo, Ceccon carica il destro, Ceccon, ancora Tondi, ha preso anche questa, gran giocata di Ceccon in mezzo a 2. E riparte il Verona, 8:45 da giocare. Alemao ancora, va indietro, Carignato commette fallo, il quinto. Il quinto non sono tantissimo d'accordo con questa decisione arbitrale, secondo me il fallo è un po' eccessivo, c'è stato un contrasto, fallo di Carignato, quinto fallo, 8:32, non possiamo più commetterne, arriva il time out chiamato ancora una volta come nel primo tempo da mister Luca Castagna. Allora noi ne approfittiamo per ricordare i risultati. Ricordiamo che le 3 partite delle 15 sono terminate con Aosta 1, Villorba 6, Domus Bresso 4, Pordenone 4, Pagnano 3, Milano 4. Partite delle 16, Città di Mestre 1, Sampdoria 5, Leonardo 1, Lecco 0, Olimpia Verona 2, Fenice 2-0, Asti 1, LD 1. Ha iniziata da pochissimo Alto Vicentino contro Sporting Altamarca. Aggiornamento, Città di Mestre 1, Samp 6. Noi qui siamo 2-0 per il Verona, 8:32 da giocare, purtroppo la Fenice ha appena commesso il quinto fallo. Non possiamo più contrastare gli avversari, rischiamo di andare al tiro libero. Scade il time out, calcio di punizione dunque per il Verona, con Jagubian che fa buona guardia sul lancio lungo. Moscoso, Martinez, rimessa laterale. Ripartiamo con Ceccon, la mette in mezzo, non arriva nessuno, voleva un fallo, Ceccon non è stato accontentato dal direttore di gara, certo se che quello di Carignato era fallo pure questo, non importa, continuiamo a giocare. Martinez in mezzo, Baloira, solo Baloira mette a sedere il portiere, ci mette una vita a calciare, poi Martinez e Baloira, non riusciamo a calciare in porta, mamma mia, abbiamo avuto un'occasione chiara, poi Martinez, non molliamo, forza ragazzi, Martinez va da Ceccon che la mette giù, carica il destro, Ceccon, Baloira di tacco, non riesce a deviare il pallone in porta, calcio d'angolo, non riusciamo a segnare, neanche a 1 metro dalla porta non riusciamo a segnare, non molliamo, forza ragazzi, proviamoci. Moscoso, Ceccon, non c'è nessuno in area, Ceccon va al tiro, Tondi la mette in angolo. Verona allontana la sfera. Ancora possesso palla, Ceccon rimane fuori dal campo, lancio lungo, attenzione di testa, Jagubian fa presa, ripartiamo con Martinez, 3 contro 3, fa in tempo però a tornare il Verona, Ceccon carica al destro, Tondi ancora in 2 tempi, la porta è vuota, Baloira, il gol di Emiliano Baloira, torniamo in partita, 2-1, a forza di insistere, il pallone entra, il gol di Emiliano Baloira, 2-1, a 7 dalla fine.
7 da giocare, 7 da giocare. Il gol di Emiliano Baloira, a porta vuota l'abbiamo messa, a porta vuota l'abbiamo messa. Dobbiamo solo fare attenzione ai falli perché ne abbiamo già commessi 5, 2-1. Emiliano Baloira accorcia il risultato all'Obito. Dai ragazzi, 7 minuti, non facciamoci prendere la frenesia, attenzione ai falli, si allarga apposta Moscoso, braccia aperte da far vedere all'arbitro il non contatto, attenzione all'imbucata però con Yagubian che esce, bravissimo il numero 22 a trovare lo spazio giusto, pallone esce di pochissimo, tra non riuscire a contrastarli rischiamo anche di concedere troppo spazio al Verona. Martinez prova ad andare nello spazio, Martinez riconquista però palla al Verona, attenzione, aiuto, attenzione, ancora il 22, pesta il pallone, va sul destro, serie di finte, non riusciamo a intercettare la sfera, in campo Ruiz adesso, attenzione a ancora la serie di finte, poi possesso palla veronese, ancora con Alba, l'imbucata, Ruiz capisce tutto, ancora Ruiz si guadagna la rimessa laterale. Molto bene, 6:19 da giocare, 6:19 da giocare, Martinez cerca Ruiz, troppo lontano, riparte il Verona, non facciamo fallo in attacco, mi raccomando, pallone perso dal Verona, recuperato da noi con Yagubian che lancia Moscoso prova a girarsi, la rimessa laterale per il Verona, 5:54 da giocare, manca una vita, forza ragazzi, attenzione al numero 14 che va via in mezzo a 2, poi Yagubian riesce a prenderla con le mani dopo un rimpallo, serve Moscoso, fuori il pallone, non riesce a servire correttamente Ruiz, non è facile tra la pressione del Verona e la pressione anche di non commettere ulteriori falli, ne abbiamo già commessi 5. Ancora Verona con il possesso palla, facciamo attenzione alle imbucate, attenzione, saliamo adesso in pressione, non tocchiamoli, non commettiamo fallo, Alba va a destra a ricevere un pallone che resta in campo, dobbiamo fare attenzione, Baloira è molto bravo a toccarglielo quel tanto che basta, rimessa laterale per il Verona. Rimessa laterale per i locali che girano palla con Belluco adesso, è lui che ha segnato il gol del 2-0. Ancora Verona in avanti, cerca di salire la nostra linea difensiva, sempre con la paura però di fare un contrasto che porti al fallo. Pallone adesso per Tondi che con il destro lancia a lungo, Baloira deve far buona guardia, ci aiuta con Yagubian, lancio lungo a cercare Moscoso che cade sulla finta di Alba, rimessa dal fondo per Tondi. Chiama schema Tondi. Attenzione al Verona in avanti con il numero 14 che rimane in piedi, fallo, tiro libero per il Verona, ci va il numero 9 Mascherona Mattia contro Yagubian, classe 2000, abbiamo commesso il sesto fallo, 4:35, credo ci vada proprio lui. Forza Sammu, parte Mascherona contro Yagubian, ma Mascherona, gol 3-1.
Peccato, peccato, peccato. È veramente difficile contrastarli senza commettere fallo. Ne abbiamo fatti troppi, tutti vicini nel secondo tempo. 3-1 per il Verona. Ricominciamo a giocare con Moscoso. Moscoso ancora che porta palla, la tocca all'indietro. Moscoso, Valoira, Moscoso si gira, la dà a Ruiz, Martinez viene anticipato, attenzione Mascherona ancora, Mascherona, Jagubian, Valoira, Moscoso in mezzo a due, prova a passare, rimessa laterale per i nostri ragazzi, no scusate, per il Verona, chiedo scusa, ho visto male io, non avevo visto l'ultimo tocco di Moscoso, ancora Verona in avanti, 3:53 da giocare, avevamo fatto il 2-1, abbiamo subito il terzo tiro libero, attenzione l'imbucata, chiusa da Allen Ruiz, doppio cambio, Stefanon e Carignato in campo. Velluco, indietro il pallone Alba, Alba ancora sul contrasto con Martinez, rimessa laterale per la Fenice. No, aveva per il Verona, questa volta ha sbagliato ancora il direttore di gara, aveva indicato con il braccio destro la direzione della palla. Alba, pallone lungo e altissimo per il grande aggancio di un giocatore del Verona che mette Leluco davanti alla porta col sinistro, Stefanon con il petto, salva, porta vuota Stefanon e si ricomincia con Valoira, Valoira va da Martinez, vai Francisco, punta l'uomo, Martinez, gli arrivano da dietro in maniera regolare, non c'è fallo secondo il direttore di gara, attenzione, pallone in avanti per il numero 9 che va al tiro. Ci salviamo in rimessa laterale. (2:56). Jagubian va in presa alta dopo il lancio lungo del suo pariruolo, portiere locale. Non vedo maglie del portiere in movimento in panchina, attenzione Martinez sbaglia il pallone, Alba va al tiro, Stefanon ancora, Alba, Stefanon, due volte Stefanon, ancora prima di Jagubian, non vedo maglie del portiere in movimento. Mancano 2:34 alla fine, possesso palla del Verona, difficile giocare in queste condizioni col peso del sesto fallo anche già commesso. Secondo, intanto Stefanon anticipa tutti e Stefanon tocca il pallone indietro, Jagubian di prima da Valoira, Valoira, serie di finte, serve Martinez, c'è Stefanon sul secondo palo, Martinez, Valoira cerca di passare in mezzo a due, non gli riesce il numero, poi Martinez contrasta l'avversario. Giallo a Martinez, numero 11 ammonito, ma non ha protestato contro il direttore di gara, ce l'aveva con se stesso perché non è riuscito a ottenere una rimessa laterale, non ha detto nulla al direttore di gara, giallo veramente inventato del signor Tassinato ai danni di Martinez, veramente inspiegabile questo cartellino giallo, si è anche rivolto dall'altra parte, non ce l'aveva con nessuno, ce l'aveva con se stesso, si è visto chiaro e tondo, va bene, dobbiamo essere più forti anche di queste cose. Martinez passa, Martinez la mette in mezzo e la scivolata di Stefanon, poi il pallone troppo lungo di Tondi. C'era un oggetto in campo, l'ha buttato fuori il giocatore del Verona.
Martinez, Stefanon, Carignato, si gira, Carignato, gran parata di Tondi, veramente l'ha tolta dall'incrocio, gran parata di Tondi, dentro Origi, fuori Baloira, 1,36 alla fine, Origi gira palla per Stefanon si allarga Martinez, Origi difficile da stoppare questo pallone, riparte il Verona, Origi ferma tutto dopo un rimpallo perso da un giocatore avversario. Il lancio lungo di Yagubian, la finta di Tondi che manda il pallone fuori quando manca 1 minuto e 18 alla fine. Tondi rimette il pallone in campo, lancio lungo di testa, Stefanon anticipa l'attaccante del Verona. Corner veronese, Alba. Ancora giro palla del Verona che gioca anche con il cronometro in questo finale, 1 minuto e 04 alla fine della gara, Verona in vantaggio per 3-1. Rimessa laterale per i ragazzi di casa. Grande azione adesso con l'Elecco che va sulla sinistra, viene messo giù in maniera regolare da Stefanon. In scivolata, palla piena, rimessa laterale però per i padroni di casa. 47 secondi dalla fine che vediamo se sforzeranno ancora di andare in cerca del quarto gol. Spazzettone, chiama l'intervento l'arbitro sulla caduta di un giocatore giallo-blu. Quindi in campo per questo minuto finale, anzi meno di 1 minuto, 47 secondi, Yagubian, Carignato, Martinez, Origi e Baloira. 47 da giocare, forza ragazzi. Ci guadagniamo una rimessa laterale, ci va Martinez, Baloira, Martinez. Sbaglia tutto Baloira e Martinez salva dal possibile quarto gol. Carignato non riesce a recuperare il pallone. Rimessa per il Verona, 30 secondi. L'Elecco all'indietro, finta di fare il lancio lungo il giocatore maglia numero 22 del Verona, ottimo 1-2 e che imbucata, spettacolare azione del Verona con Yagubian messo a sedere, arriva anche il 4-1 finale. Un po' troppo veramente per tutte le occasioni che abbiamo avuto. 4-1 finale del Verona con il numero 22 Donin. Bellissima azione, complimenti e complimenti anche per la vittoria, la capolista Verona. A 18 secondi dalla fine, vediamo se la Fenice tiene palla Baloira. Finisce qui, grazie a tutti per averci seguito, saremo in diretta alle ore 8:30 per l'Under 17 a Mestre. Appena torniamo qui da Verona per Fenice contro Calcio 5 Padova. Grazie a tutti per averci seguito e complimenti da parte mia al Verona per la vittoria. Noi ci vediamo tra poco in diretta alle 8:30 per chi ci vorrà seguire. Grazie a tutti, vi auguro uno splendido sabato sera.